Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di sabato 21 novembre. Iniziamo quest'oggi dal Gazzettino di Belluno. In prima pagina, titolo principale: Veneto giallo, ma resta la stretta. Fascia confermata, ma Zaia avverte: non c'è da festeggiare, rimangono i divieti della regione. Allerta in Friuli per la crescita dei contagi, svolta di Fedriga, il presidente del Friuli, sì alle zone rosse locali. Sintetizza questi contenuti il Gazzettino in prima pagina. Il Veneto resta in fascia gialla, ma Zaia invita alla prudenza. Non è il caso di festeggiare, anche perché abbiamo a oggi 3.057 morti e 2.500 ricoverati, dei quali quasi 300 in terapia intensiva. Il virus esiste e non è una fantasia, non dobbiamo abbassare la guardia, ma guardare a questo giallo come fosse un rosso fuoco. Confermati dunque i limiti e i divieti dell'ordinanza regionale. Allerta in Friuli per la crescita dei contagi, il governatore Fedriga: la situazione è tale da richiedere l'istituzione di zone rosse locali nelle aree in cui il contagio corre di più. Il tema della pandemia viene affrontato nelle prime pagine del Gazzettino. Vediamo alcuni titoli. Dal 3 dicembre si apre idea per Natale, vietato spostarsi dal comune. Il governo vuole spingere i consumi, poi il 19 e il 23 dicembre la nuova stretta. Il timore sono i contagi in famiglia, solo conviventi o a gennaio il patatrac. Si tratta evidentemente di ipotesi, come spiega l'inizio dell'articolo del Gazzettino. La parola d'ordine è sempre la stessa: è tutto prematuro, nulla è ancora deciso per il Natale. Eppure, nonostante i primi segnali che arrivano dal fronte, con un'epidemia meno feroce, nel governo sta prendendo forza l'idea di un dicembre in due fasi. Prima un allentamento delle misure con il DCPM del 3 dicembre per permettere la ripresa dei consumi e consentire lo shopping natalizio. Un modo per ridurre anche l'importo dei ristori alle categorie colpite dalle chiusure. E poi a ridosso di Natale, probabilmente sabato 19 dicembre, una nuova stretta fino al 10 gennaio, Epifania compresa. Andiamo ancora avanti sul Gazzettino. Il Veneto resta giallo, come detto nel titolo di prima pagina, ma è sotto osservazione. Sorvegliate anche Friuli Venezia Giulia e Molise. L'invito dell'Istituto Superiore di Sanità: servono altre misure. Zaia: bisogna lavorare come se si fosse in fascia rossa e c'è attesa per i ristori. L'ordinanza regionale resta in vigore. Oggi chiusi i centri commerciali, ma da lunedì possibili modifiche. Tutti in fila per lo screening di massa a Bolzano. In poche ore 83.000 esami, positivo l'1,5%. Il vaccino non è sicuro, bufera su professor Crisanti. Levata di scudi degli scienziati contro il virologo padovano. Viola: non ascoltate chi insinua dubbi, non ci sono scorciatoie. Magrini: grave danno al paese. Rasi: irresponsabile. Zaia: io mi vaccinerò, diventerà un passaporto sanitario. Tasse e rottamazione slittano le scadenze, altri 10 miliardi di ristori. Queste le misure anticrisi. Nel terzo decreto, aiuti alle nuove zone rosse, 400 milioni per i sostegni alimentari destinati ai comuni. Tempo fino ad aprile per i versamenti fiscali. E dal Gazzettino passiamo al Corriere delle Alpi, che in prima pagina ha certamente il tema della pandemia, ma apre il giornale con un aspetto particolare: le conseguenze sul mondo della neve. Trema il circo bianco, difficile aprire Natale. Collegamenti impossibili tra regioni con colori diversi, l'allarme del presidente nazionale di ANEF, dell'associazione che riunisce gli impianti a fune. La stagione dello sci non solo si allontana, ma diventa impraticabile
Un esempio, il circuito del Sella-Ronda è impossibile fino a che l'Alto Adige rimarrà zona rossa e Veneto e Trentino saranno gialle. Se poi diventassero arancioni, a Cortina potranno sciare solo i cortinesi, ad Arabba i Fodom, ad Asiago neppure gli appassionati di tutto l'altopiano. Questo è uno dei temi che vengono approfonditi dal Corriere delle Alpi in relazione agli effetti del coronavirus. La fotonotizia del giornale è quest'oggi dedicata sempre al tema della pandemia, con la situazione bellunese, che viene definita quella di ieri una giornata nera, con 5 decessi e 245 positivi. All'interno del giornale si comincia parlando dei ristori e delle niente tasse di fine anno e 10 miliardi per aiutare attività chiuse dal Covid. Natale, l'Italia vede giallo ma con riserva, Piemonte e Lombardia verso l'arancione. L'indice RT in miglioramento ovunque, il ministro Speranza decideremo anche con le regioni, ma c'è chi teme una terza ondata del contagio. Il Veneto confermato in zona gialla, Zaia lavoriamo come se fosse rossa. RT appena sopra l'1%, superato l'esame settimanale del ministro Speranza, il governatore, ma non è il caso di festeggiare. Medici di famiglia, cresce al 60% la percentuale di quelli che fanno il tampone. Il governo Conte ha garantito i ristori alla totalità dei negozi. Il nuovo decreto prevede gli indennizzi anche per tutti gli operatori che hanno dovuto chiudere la loro attività nel weekend. Nell'ultimo incontro con Voce Speranza ci sono state date tutte le assicurazioni, sottolineano, da parte della Regione Veneto. Crisi anti-shock, non farei il vaccino anti-Covid, bufera. Il BO, l'Università di Padova, quindi, prende le distanze dal suo professore. Il rettore Renzullo, farmaco sicuro, abbiamo grandi aspettative. Locatelli, dichiarazioni sconcertanti, procedure certe. Ed eccoci sempre sulle pagine del Corriere delle Alpi al resoconto degli effetti della pandemia in provincia di Belluno. 5 morti e 245 contagiati in un giorno. Questi sono i dati relativamente alla giornata di ieri. Aumentano i ricoveri negli ospedali di comunità, sono 60 per i focolai che colpiscono le case di riposo. Il virus è entrato nel nostro reparto portando gli effetti nefasti dell'epidemia. Sono parole del primario della medicina di Pieve di Cadore, Cristiano Perbellini, che invita tutti a rispettare le regole contro il contagio. A breve all'ospedale di Pieve aprirà la struttura di comunità per chi è negativizzato. Chissà lei, il sindaco di Agordo, il virus, un nemico in agguato, se ti distrai sei fregato. Il sindaco di Agordo, appunto dopo 21 giorni di isolamento, può tornare al lavoro nonostante il test molecolare sia ancora positivo. E dal sindaco di Agordo a quello di Lamon, lunedì il test, poi tornerò libera, sottolinea Ornella 90. Lo sfogo del medico, dobbiamo tornare ad essere uniti. Si tratta di Gian Giacomo Nicolini, che è anche consigliere comunale a Belluno. Medici di base, tamponi ok, le sedi esterne ci sono. I camici bianchi bellunesi propongono container, sede degli alpini, bocciodromi e tende. Nei prossimi giorni l'ULSS comunicherà i luoghi scelti. Ai primi di dicembre si parte. Noi tutti avevamo chiesto di poter utilizzare il drive-in del San Martino, ma ciò comporterebbe code e criticità, sottolineano i medici. A Valle di Cadore, contagi in aumento, il sindaco Offer resta positiva. Belluno, polo del freddo, luogo ideale per lo stoccaggio dei vaccini Covid. Questa è la sottolineatura e anche l'offerta di Confartigianato Belluno. Aprire a Natale? La vedo difficile, stagione dello sci appesa a un filo.
Province e regioni con colori diversi, caroselli impossibili, nella bozza delle linee guide, tetto agli ski pass giornalieri. La presidente di ANEF non è ottimista, il 50% di capienza per funivie e cabinovie. Questa un'altra delle misure previste con la quale fare i conti per gli esercenti degli impianti di risalita. Contagiate in provincia 285 classi scolastiche da settembre, nell'ultima settimana sono state 52. Il direttore dell'ex provveditorato Salvador invita tutti alla massima attenzione. Andiamo ancora avanti sulle pagine del Corriere delle Alpi e siamo su quelle dedicate al bellunese. Cantieri stradali in clamoroso ritardo, variante di San Vito pronta dopo i mondiali di sci di Cortina. L'effetto Covid sulle competizioni sportive a Cortina non sarà del tutto negativo, senza la pressione del pubblico la rete viaria forse non collasserà. Questa è una delle considerazioni proposte da Francesco Iori in questo suo articolo sul Corriere delle Alpi. Tutti assolti i forestali accusati di truffa, 2 condanne per non aver timbrato. Si è chiuso il processo a 5 dipendenti e all'ex dirigente, a giudizio per omesso controllo, nato da un'indagine del 2015. Il pubblico ministero aveva chiesto l'assoluzione piena per i 6 imputati. Nessun raggiro e un monte ore enorme di extra non pagati. Gli avvocati della difesa hanno replicato le parole della parte civile, la Regione Veneto, che ha chiesto il risarcimento per il danno di immagine. Allagamenti di Vignole, frazione del comune di Belluno, pronto il progetto per evitarne gli effetti. L'intervento costa 78.000 euro. I lavori partiranno in primavera per risolvere un annoso problema al confine col comune di Sedico. Il tombotto attuale non ha le dimensioni adeguate, verrà realizzata una maggiorazione. ANAS al lavoro sul ponte tra Castellavazzo e Termine. Montate 2 delle 8 campate pensate per la rettifica dell'Alemagna. Il cantiere prevede l'allargamento della sede stradale in un tratto molto tortuoso, quel tratto appunto dopo Castellavazzo. Berton, la presidente di Confindustria Belluno, il turismo ha bisogno di idee, bene l'iniezione di nuovo competenze per il piano EURAC, deputato proprio a sviluppare il turismo in provincia di Belluno. In aumento indagati e denunce per i reati contro la fauna. Il rapporto Zoomafia evidenzia un raddoppio di casi in provincia di Belluno, 16 fascicoli aperti e 12 persone indagate per l'uccisione di animali. Nel bellunese l'impennata più significativa nel corso del 2019. Feltre in centro storico tra ordinanze e gente preoccupata, poco movimento. L'ultima ordinanza sui centri storici ha creato confusione, in cittadella nessuna limitazione per chi vuole passeggiare. L'orafo innocente, da 3 settimane i clienti si contano sulle dita di una mano, continuo a produrre e speriamo bene. Check-in dell'intima mi tengo pronta in caso di lockdown, proponendo articoli sui social e offrendo consegne a domicilio. È evidente che per tutti gli esercizi, anche per quelli per i quali non è imposta la chiusura, questo periodo comporta delle difficoltà e delle conseguenze. Violenze sulle donne, una panchina rossa serve a dire basta. Siamo a Pedavena, alleanza tra Hauser, amministrazione e donne come noi, martedì alle 20:30 l'incontro online con la scrittrice Delrico. La Corte d'Appello respinge la richiesta di revoca del fallimento. Si tratta del caso della SAP di Fonzaso. Corso di contabilità gratuito per disoccupati finanziato dalla Regione a Feltre. Iscrizione all'ENAC entro il 6 dicembre.
fino a 500 euro per chi ha figli e ha comprato computer o tablet. È l'aiuto che viene offerto dal comune di Lamont per supportare queste spese sostenute dalle famiglie per la didattica a distanza. Il formaggio Piave DOP della Lattebusche promosso a Vienna dagli chef di 8 ristoranti. Longarone, l'amministrazione fa quadrato nella lotta al Covid. Lanciata con un manifesto la campagna per sensibilizzare ai più corretti comportamenti il sindaco Badrin, solo così potremo avere la donna. Potremo avere la meglio. Scusate, mi sono fatto distrarre da un altro titolo che riguarda Ponte nelle Alpi, violenza sulle donne, se ne parla online in un convegno il prossimo 27 novembre. Limana, accorpamento del comprensivo, la minoranza vuole risposte. La consigliera Prisca Sponga si chiede come mai il comune abbia detto di sì senza un passaggio in consiglio comunale, non tenendo conto del particolare momento. Anche gli insegnanti avrebbero dovuto essere interpellati prima della decisione. Questa una delle sottolineature. Taibon, avviati i lavori di ripristino della frana in Val Corpassa. L'intervento mira a mettere in sicurezza la strada tra Listolade e Capanna Trieste, oggi chiusa al traffico per un dissesto causato dagli eventi meteo di ottobre. Andiamo ancora avanti, eccoci sulla pagina di Cortina. Auronzo, la scommessa è riportare il Giro d'Italia sui tornanti verso le 3 cime di Lavaredo. Nel 2021 il capoluogo della Val d'Ansei sarà anche città europea dello sport. Il vice sindaco Zande Giacomo Seideluccio, la richiesta alla regione è partita, ora attendiamo la decisione di RCS che organizza appunto il Giro d'Italia. Comelico, i bambini assistiti sono troppo pochi, il pediatra è a rischio. Ne mancano all'appello circa 250 dei 670-680 totali, passati in cura dai generici dopo la partenza della collega. Rifugio Antelao ha aperto il bando per la gestione dalla primavera. In questo caso siamo in comune di Pieve di Cadore. Un nuovo acquedotto rifornirà gratuitamente stalle, malghe e finili in Comelico Superiore. L'opera, unica del suo genere, è stata realizzata in 2 stralci dalla Regola di Casamazzagno, che ha investito 1 milione, concludendo il tutto in 2 anni. E ci sono anche varie fotografie ad illustrare il fatto. Ma torniamo al Gazzettino di Belluno per vedere le notizie che vengono proposte per quanto riguarda la provincia di Belluno, appunto. Eccoci sulla sezione provinciale del giornale. Niente tamponi dai medici di base. La provincia è la peggiore nel Veneto per il numero di camici bianchi che sottopongono i pazienti ai test per il virus, solo il 9%. La spiegazione? A volte mancano le condizioni di sicurezza. Primo incontro con l'ULSS per cercare una soluzione condivisa. Andiamo all'interno del giornale. I tamponi, noi pronti, ma manca la sicurezza. Questo appunto la spiegazione da parte dei medici di base. L'ospedale è protetto, se state male venite al pronto soccorso. Dopo la chiusura a nuovi ricoveri, il primario di medicina di Agordo, Mosca, illustra i nuovi protocolli di sicurezza e rivolge appunto l'invito a tutti gli ammalati che ne abbiano bisogno di non avere paura e di usufruire del pronto soccorso. In medicina a Pieve, sofferto per il focolaio, ora ripartiamo. In questo caso la spiegazione viene dal primario di Pieve di medicina di Pieve di Cadore, Cristiano Perbellini. La mappa dei contagi in aula, 39 classi isolate, le più colpite le elementari e le medie,
salve le superiori, dove non c'è presenza, colpiti anche asili e persino la segreteria del comprensivo di Longarone, ora chiusa. Nevegal, si parte lunedì, gli impianti cambiano società. L'Alpe SRL cede al nuovo gruppo di imprenditori seggiovie Skilift. Da oggi sono in vendita gli ski pass per la stagione. E ancora, il presidente della nuova società Massimo Slaviero: ora partiamo con grande entusiasmo, gli imprenditori pronti alla sfida. Addio alla maestra Marisa, appassionata di musica. La docente era di origine cadorina, ma per molti anni aveva insegnato nel capoluogo a Belluno. Si tratta della maestra Marisa De Lorenzo Gardinal. Furbetti del cartellino, nessun dolo, solo 2 condanne. Quasi tutti assolti i dipendenti dei servizi forestali regionali finiti in aula per la presunta truffa. A Vignole basta con gli allagamenti. Presentato ieri mattina dal Comune e dall'Unione Montana il progetto per la sistemazione idraulica dell'intera zona. Tra gli interventi previsti l'allargamento del canale di scolo esistente e la realizzazione di una nuova roggia più capiente. L'assessore Giannone di Belluno: un intervento necessario per salvaguardare i cittadini. Macello comunale a Nuovo, impianti all'avanguardia a Feltre. Sono previsti una serie di interventi sia strutturali che legati ai macchinari. Verrà sostituita la cella frigorifera e sarà sistemata l'area del piazzale. Addio a Feltre al gioielliere Giorgio Pivetta. Commercio del Feltrino in lutto per il decesso. Volontari ospedalieri, convenzione rinnovata. L'ULSS Dolomiti ha riaffidato l'incarico al gruppo dell'AVO, Associazione Volontari Ospedalieri, che è presieduto da Maurizio Danieli. Sport e volontariato, i contributi del comune di Feltre ad associazioni e squadre. Dalle casse del municipio sono così usciti 42.000 euro. Il Gazzettino propone anche l'elenco dei beneficiari. Fonzaso, fallimento SAP confermato anche nel processo bis. La Corte d'Appello rigetta il reclamo dei Dalla Santa e li condanna alle spese. Intanto va avanti la procedura per colmare il crack dei 4 milioni. In vendita auto e camion. Violenza alle donne, volontariato in campo a Pedavena. Presentato un nutrito calendario di momenti coordinati dal comune. Addio a Lamon allo storico commerciante Dori Bazar. Cordoglio in paese per la morte dello storico commerciante Isidoro Darugna, gestore del bazar. Ponte di Castellavazzo, nuove campate. Opere per i mondiali verso il completamento dei 3 viadotti dopo Castellavazzo appunto. Sedico, sedute consigliari nascoste, serve un regolamento. Buzzatti, consigliere di minoranza, chiede la pubblicazione degli atti delle sedute. Il cantiere della rinascita finalmente operativo. Siamo a Roccapietore. Hanno preso il via giovedì i lavori di sistemazione dei serrai di Sottoguda. Saranno investiti 9 milioni. Entusiasti Zaia, Bottacin, Vaccari e De Bernardin. Abiti di Natale dalle Dolomiti alle vie di Treviso. Le 5 piante in arrivo da Falcade, Rocca e Cortina. Uno scambio di favori nato dal rapporto di amicizia che lega il sindaco Conte con i colleghi della montagna. Avviato l'intervento della provincia per il bypass alla frana della Val Corpassa in comune di Taibon. Ravales, ecco i nuovi seggiolini. È entrata nel vivo la realizzazione dell'impianto a fune. La seggiovia della funivia Tofana sarà lunga 1860 metri. L'obiettivo è concludere i lavori prima dell'inizio dell'inverno. L'incertezza sulla data in cui potranno accendere i motori.
Come avete certamente capito, si tratta di una corrispondenza che viene da Cortina d'Ampezzo. Impiantisti preoccupati per il permanere del bel tempo, anche se le temperature si sono abbassate e a Socrepes è partito l'innevamento. Santo Stefano di Cadore, appello alle famiglie, scegliete il pediatra. Manca in particolare l'adesione dei genitori della fascia d'età 6-14 anni. Il sindaco Buzzo, sforzo necessario per tutto il Comelico. Gaspari, un debutto da top 10. È la prima notizia sulla sezione sportiva bellunese del giornale. L'azzurro, protagonista all'esordio della Coppa del Mondo ieri in Lettonia. La mia seconda manche è stata grande. 11° dopo la prima discesa con lo slittino, ha chiuso al 10° posto grazie all'8° crono parziale. Mi sono molto piaciuto. E c'è anche una foto della partenza di Mattia Gaspari nella gara che ieri ha aperto la Coppa del Mondo di Skeleton. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.